Ciao a tutti, allora questo video è per i miei piccoli samurai, per i ragazzi del dojo e mancate un sacco. Questo è soprattutto per i più piccoli, però la storia che vi andrò a leggere oggi è abbastanza accessibile e aperta a tutti, anche agli adulti. Anzi, tante volte ci sono più significati magari per i grandi che per i piccoli. Sicuramente resta una cosa interessante da leggere. Allora, intanto vi saluto perché è già un pezzo che non ci vediamo. Mancate a tutti gli insegnanti, a prescindere da quale corso frequentiate. Sappiate che il Judo Vittorio vi pensa e il Judo Vittorio vi vuole tenere ancora attivi e legati a quello che è un po' il panorama dell'Oriente, del Giappone. Ho pensato quindi che questa potesse essere una cosa per voi interessante, gradita. Magari questi 5-10 minuti che mi vedete in video almeno riuscite a sentirvi ancora collegati, anche se non abbiamo il judogi, anche se non siamo sul tatami nel dojo, nonostante la distanza fisica, quindi siamo distanti, comunque almeno con la mente, col pensiero e con il cuore siamo tutti uniti. Allora, è la prima volta che infatti faccio questi tipi di video, non mi era mai capitato. Se sbaglierò qualcosa lo noterete, insomma, ma andrò avanti. Ecco, cercate di eventualmente utilizzare questo tempo in cui non vi potete allenare per allenare la mente o allenare lo spirito. Un judoka infatti è composto da tre fattori principali. Un guerriero del passato era formato da corpo, mente e spirito. Questo era fondamentale, cioè avere un corpo che era coordinato, prestante, capace, robusto, avere una mente di grande intelletto, di fine strategia e anche appunto un livello di studi bello elevato, quindi vedete di andare bene a scuola, mi raccomando, e uno spirito mosso dal bene, mosso da un miglioramento, non per forza uno spirito cattivo, irruento e incontrollabile, bensì qualcosa di più composto, di ordinato. Mi sembra giusto dirvelo perché capitano tante volte in altre discipline che ci siano magari invece delle visioni un po' distorte di quello che è un guerriero, nel senso che possiamo avere un grande tecnico, possiamo avere un grandissimo stratega, oppure possiamo avere una persona che è sempre verso il bene per gli altri, ma se combiniamo bene tutti questi tre ingredienti otteniamo qualcosa di stupendo, otteniamo un guerriero moderno, quindi qualcuno che ha tutte queste caratteristiche nello stesso pacchetto, nello stesso corpo. È bene dirvi un'altra cosa, questo libro con queste 101 storie zen è tratto dai racconti di pietra e di sabbia del maestro giapponese zen Muyu, semplicemente per dirvi che è qualcosa di piuttosto antico. E la storia di questa sera riguarda una tazza di tè. Questo libricino io l'ho letto quando andavo all'università, avevo 18 anni a Udine e lo comprai nella biblioteca, l'ho preso in prestito in biblioteca e poi lo comprai alla Mondadori perché mi era piaciuto. Eh, Tanto tempo fa. Allora, ringrazio il maestro che me l'ha fatto riscoprire recentemente. Allora, una tazza di tè è il titolo. Nanin, un maestro giapponese dell'era Meiji, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nanin servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. Ricolma, ma insomma, non ce ne entra più. Come questa tazza, disse Nanin, tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture personali. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tua di tazza? Questa storiella è molto interessante, nel senso che ci insegna come dovremmo approcciarci verso gli altri. Capita spesso che vogliamo interrogare qualcuno avendo già delle risposte in mano e vogliamo interrogare qualcuno non tanto per ascoltarlo quanto per potergli rispondere. Questo è l'insegnamento che vuole dare questa storia. Perché invece di fare domande non resti ad ascoltare? Nel senso che capita spesso che siamo più mossi dal cercare di avere ragione che dal cercare di capire.
E questa è una bellissima storia zen che nella vita pratica di tutti i giorni, vi garantisco, a lavoro, dal panettiere, dove volete, capita questo. La gente non risponde o non ascolta per capire, ma cerca di prevalere. Lo scopo dovrebbe essere quello di trovare la soluzione migliore dopo aver prima compreso eventualmente quello che può essere un dubbio, una domanda, un problema. È interessante infatti questo dualismo tra il professore universitario da una parte, quindi la scienza, che va alla ricerca di qualcosa di un po' più di arte spirituale, quindi la meditazione zen. È molto molto interessante vedere come il maestro zen, con un po' di zen, mette, non dico a tacere, ma mette in difficoltà la scienza che ha tutti i suoi teoremi, ha tutte le sue matematica e fisica dalla sua parte, però qui stiamo parlando di qualcos'altro. Quindi il maestro Zen parla di Zen con il linguaggio che è il suo e il professore universitario, se vuole capire di più lo Zen, non deve utilizzare il linguaggio che usa di solito con l'università, con i suoi mezzi. Quindi a ogni disciplina il suo strumento. Lo scopo principale, ragazzi, è sempre restare in ascolto e quindi cercare di capire. Prima capire, poi fare domande. Questo dovrebbe essere sempre un'attitudine per quello che è uno studente, un allievo che sta maturando. Io vi saluto con questa storiella di questa sera, ho finito. Spero sentiate meno la mancanza, anche se è stata una cosa piuttosto breve da 5-6 minuti. Mi mancate un sacco, ve lo continuo a dire, però è così, ma mancate a tutti i maestri del dojo. Ve lo dico perché siamo in contatto quotidianamente. Cercate eventualmente di allenarvi con un po' di esercizi ginnici a casa per tenere un pochettino il fisico ancora forte, ok? Fate bene e ci vediamo alla prossima. Ciao!